Il crowdfunding civico promosso dal Comune di Venezia taglia il nastro della seconda edizione, presentando sulla piattaforma Produzioni dal Basso 11 nuovi progetti selezionati dall'assessorato alla coesione sociale. Si rinnova una cooperazione tra crowdfunding e terzo settore veneziano che nel 2021 ha permesso a 7 progetti del territorio di ricevere oltre 37.000 euro in donazioni e altri 30.000 messi a disposizione dal Comune lagunare. Anche per quest'anno la dinamica non è complessa. Se l'associazione sarà in grado di raggiungere con le donazioni almeno il 50% della cifra necessaria al progetto, il Comune fornirà l'ulteriore metà, fino ad un massimo di 5.000 euro. È uno strumento che si aggiunge a quelli che l'amministrazione comunale storicamente offre ed è uno strumento molto moderno, molto al passo coi tempi, capace non solo di premiare chi ha un buon progetto da raccontare, ma capace anche di intercettare una fascia di nuovi donatori, in particolare tra i giovani, che mediamente è più distante dai modi tradizionali di autofinanziarsi. Alle associazioni partecipanti sono state fornite 25 ore di formazione per affinare le capacità comunicative, così da poter divulgare i progetti in gara attraverso i linguaggi digitali più utilizzati. Un passaggio al quale ha partecipato Fondazione Fenice, realtà padovana da anni in prima linea nel crowdfunding. Hanno partecipato a 25 ore di formazione sul tema della comunicazione, della costruzione di video, gestione delle pagine social, tutto ciò che potrebbe essere utile loro oggi e in futuro per la pubblicazione e la promozione delle loro campagne sulle piattaforme di crowdfunding. Questa è un po' la missione, crescere insieme alle associazioni e trasferire competenze digitali che al terzo settore sono molto importanti e devono essere assolutamente acquisite. I progetti, che spaziano dalla cura dell'ambiente ai corsi di lingua straniera, sono ora disponibili per le donazioni su Produzioni dal Basso, la piattaforma che per prima in Italia ha intravisto le potenzialità del crowdfunding ed è diventata un riferimento del settore. L'innovazione non può arrivare solo dal basso e non può arrivare solo dall'alto. Attraverso dei tavoli, attraverso un confronto, spesso attraverso delle piattaforme come quelle di crowdfunding, è possibile costruire dei momenti di progettazione condivisa.